stiamo illustrando un attimo la situazione a livello nazionale e in qualità di segretario nazionale stavo portando un po' quelli che erano i risultati acquisiti nel 2013, quindi un aumento del 10% degli iscritti, siamo arrivati a 24.000, un importante risultato che è la sottoscrizione dell'accordo quadro per i distacchi e le prerogative sindacali a livello nazionale, che ci annovera fra le sigle sindacali rappresentative. La peculiarità è che nel comparto sanità non esiste una sigla come la nostra, cioè una sigla di categoria rappresentativa. Quindi noi siamo il primo sindacato di categoria di soli infermieri a livello nazionale che è rappresentativo nel comparto sanità, perché tutte le altre organizzazioni sindacali sono onnicomprensivi di tutto il personale del comparto. Se vogliamo è una pagina storica questa nel tema delle rappresentanze sindacali del comparto. Sì, sicuramente. In più siamo anche membri costituenti di una nuova confederazione che nasce dalla costola di altre dalla fusione di altre due confederazioni, che ci colloca a livello di rappresentanza di comparto al quarto posto, cioè dopo CGL, CISL e WIL, la Confederazione Generale Unitaria CGU-CISAL, di cui noi siamo membri costituenti, NURSIND, è la quarta confederazione per presenza all'interno dei comparti del pubblico impiego. Quindi un risultato importante che dall'altra parte ci dà un onere molto importante in un periodo di crisi e di difficoltà forse nuovo per la professione infermieristica. Negli altri anni ci siamo trovati spesso a parlare di carenza di personale infermieristico, intesa come carenza nel mercato del lavoro. Vi ricorderete, in Italia mancavano 30.000, siamo arrivati a una carenza di 60.000 unità certificate con i dati OCSE e con i dati dell'ordine professionale. Bene, oggi a mio parere questa carenza ha mutato, rimane però ha cambiato forma. Non è più una carenza sul mercato del lavoro, perché oggi viviamo una realtà in cui gli infermieri nel mercato del lavoro ci sono e ce ne sono tanti, soltanto che la carenza è all'interno delle strutture ospedaliere, all'interno del territorio. Quindi il fatto che piani di rientro, blocco del turnover dovute alle varie leggi finanziarie, alle varie manovre finanziarie del governo abbiano bloccato le assunzioni nel pubblico impiego, una riforma del sistema pensionistico che fa rimanere di più il personale che per il personale infermieristico ha un ulteriore problema perché non è considerato lavoro usurante, nonostante abbiamo dei dati che saranno tra l'altro studiati penso nel 2014, stiamo formalizzando un lavoro con la Bocconi, col Cergas della Bocconi, per vedere un attimo di quantificare il fenomeno e di qualificarlo, capire come è quantificato e gestito a livello nazionale in varie strutture. Gli infermieri si usurano, quindi abbiamo anche una difficoltà poi di avere tutta la dotazione organica che sia impiegabile all'interno dei servizi dove gli infermieri servono. Ecco, noi ci troviamo oggi in questa difficoltà, una difficoltà legata al fatto che c'è carenza nelle strutture sanitarie, c'è la possibilità di avere il personale infermieristico, perché il mercato ha la risorsa, è stata formata dall'università, quindi c'è, però non ci sono concorsi, non ci sono assunzioni e quindi questo è un aspetto nuovo, aggiunto al fatto che la sanità privata, scusate, sta vivendo una difficoltà anche lei di ristrutturazione e riorganizzazione, e questo fa sì che c'è un fenomeno nuovo che si parla di disoccupazione infermieristica giovanile, perché noi abbiamo presentato anche a livello nazionale una proposta al ministro Lorenzin in alcuni tavoli che sono aperti, non ultimo è quello della riorganizzazione per le cosiddette competenze avanzate, che vede l'incontro il 7 di gennaio al Ministero, e dove speriamo di chiudere con un accordo, anche se ci sono diverse posizioni soprattutto da parte delle rappresentanze mediche.
e dall'altra parte la cosa che non ci aiuta è che diventando sindacato rappresentativo, quindi poter sedere ai tavoli della contrattazione nazionale, viviamo dal 2010 in una situazione di blocco contrattuale, quindi non abbiamo neanche strumenti, blocco contrattuale, blocco del trattamento economico, non abbiamo neanche degli strumenti economici per rinnovare il contratto, per dare un'incentivazione al personale a cui è chiesto continue riorganizzazioni. E quindi questa è una difficoltà di carattere oggettivo. Io mi fermerei qua perché basta. Poi il 9 dovrebbe partire lo stesso, voi sapete che la contrattazione si apre solo per la parte normativa, questa è l'indicazione che dà la legge, ma non per la parte economica. Il 9 di gennaio siamo convocati presso il comitato di settore per le regioni a Roma per l'inizio dell'atto di indirizzo, che è il primo input che viene dato per la partenza dei contratti. Questa è la situazione a livello nazionale. Io sono Andrea Gregori, sono il segretario provinciale del NUSIND e con un incarico anche regionale. Io partirei un po' dalla situazione di quella che è un po' la politica regionale. Sostanzialmente per quel che riguarda le competenze della professione infermieristica, il punto nodale e cruciale che ci aspettiamo nel 2014 è sostanzialmente quello delle dotazioni standard di personale sulle strutture sanitarie del Veneto, che possono un po' ricondursi a quelle che sono state le battaglie sui costi standard in sanità. Praticamente la Regione Veneto potrebbe fare da volano non solo sugli aspetti di natura economica e di gestione economica della sanità, ma vorrebbe fare da volano anche sulla dotazione delle risorse umane da impiegare nelle singole unità operative. E questa è una forte preoccupazione che noi abbiamo, perché riteniamo che non sia confacente al fabbisogno di qualità che ha la popolazione, e che sia un calcolo sostanzialmente sulla carta, ma che poi nella sintesi e nella sostanza delle corsie questo riverberi una assoluta carenza di infermieri rispetto alle esigenze reali della popolazione. Ci sembra più una manovra di contenimento assoluto dei costi piuttosto che una condivisione con il corpus professionale su competenze e qualità dell'assistenza. Questo è sostanzialmente il grosso punto di domanda su cui ci troveremo a discutere nel 2014 per la sanità regionale, e che poi, ripeto, potrebbe fare da volano anche alla sanità nazionale, perché la sanità regionale veneta gioca un ruolo importante in quello che è l'aspetto nazionale della conferenza Stato-Regioni. Posso fermarti un secondo? Su questo tu dici la Regione vorrebbe fare questo, nel senso che lo farà nel 2014? Sì, è già pronto il lavoro. È già pronto. Io ho parlato con l'assessore Coletto, perché ho chiesto anche, sapendo appunto che sono 2 anni che è in lavorazione questa materia, e se questo troverà anche sbocco a livello di patto per la salute, che è in discussione attualmente al Ministero, e mi ha confermato che sicuramente accanto ai costi standard ci saranno anche le dotazioni standard. Il problema è che tutto questo nasce da un'esigenza di contenimento economico sostanzialmente. Noi siamo preoccupati per qualità e sicurezza, perché come sindacato sono 2 bandiere che da sempre portiamo avanti. Noi ci interessa sinceramente svolgere la nostra professione in sicurezza per noi e per il paziente, perché voi che vivete anche di cronaca degli ambienti sanitari sapete com'è triste e com'è difficile poi combattere ed evitare errori, e noi vogliamo essere messi nella condizione di poter evitare questi errori. Nello stesso tempo garantire una qualità di servizio ai cittadini che ci sentiamo proprio derivante dal nostro status professionale. Cioè, se uno è un professionista che ha delle capacità vuole essere messo in grado di poterle svolgere al meglio. E questo studio verrà fatto quest'anno? Oppure è già stato fatto e verrà applicato? No, questo noi sappiamo che lo studio è già pronto. Per noi c'erano voci che dovevano venire fuori fine dicembre, sicuramente verranno fuori, non so se prima verrà fuori in
in Veneto, perché so che questo studio è veneto, so che anche altre organizzazioni sindacali in diversi convegni a livello nazionale hanno chiesto che il lavoro del Veneto venga esteso anche in altri ambiti. La conferma dell'assessore alla salute è quello di volerlo inserire nel patto per la salute, quindi non so se prima vedrà luce con il tavolo ministeriale sul patto per la salute oppure prima direttamente in Veneto. Comunque il Veneto è il capofila di questo progetto e la proposta è nata qui. Ecco, su questo noi siamo molto preoccupati perché si va a incidere proprio alla fine in numero di persone all'interno dei reparti, perché questo è uno studio che riguarda solo i reparti di degenza, cioè la quantificazione di quanti infermieri e quanto personale di supporto è necessaria per dare un'assistenza. Ecco, io eviterei poi entrare nel tecnicismo come deriva eccetera, se andiamo a prendere l'ULSS più piccola del Veneto e calcoliamo che dà assistenza infermieristica con meno infermieri di tutti. Ecco, noi siamo preoccupati per garantire sicurezza e qualità. Non vorremmo trovarci in una situazione dove a dire, cari signori, con questa dotazione organica, cari cittadini, noi siamo in grado di garantirvi tutta la somministrazione delle terapie, le flebo, le prescrizioni in diagnostico, quindi accompagnarti per prepararti per fare gli esami, prepararti per la sala operatoria. Se vuoi fare l'igiene di base, vuoi lavarti i capelli, vuoi pulirti, o ti arrangi o ti chiami qualcuno da casa. Ecco, questo secondo me sarebbe deleterio perché viene proprio a mancare gran parte della nostra assistenza che facciamo. Ecco, e insomma della qualità della vita, io capisco che una persona se non si lava un giorno non muore, però non è degno della persona stessa e dell'assistenza che vogliamo dare. La situazione in provincia, diciamo che nell'ultimo anno, essendo cambiate anche le direzioni generali e gli staff a loro legati, diciamo, della direzioni strategiche, c'è stato un cambiamento notevole, insomma. Diciamo che negli anni precedenti eravamo più in difficoltà in provincia e molto più facilitate nelle relazioni sindacali in quello che è stato l'ospedale di Vicenza. Devo dire che facendo la sintesi di un anno sostanzialmente le cose si sono quasi invertite nella sostanza, perché se nelle ULSS periferiche abbiamo trovato più disponibilità al dialogo, più disponibilità ad affrontare i problemi concreti, perché non pensiamo di essere un sindacato che porta delle ideologie, ma porta dei problemi concreti dei lavoratori, abbiamo trovato risposte positive, magari con qualche screzio iniziale, ma poi capendoci nella sintesi e nei significati e nelle sostanze delle cose che portavamo ai tavoli. Nelle ULSS periferiche questo è stato un contatto più proficuo che non nell'ULSS principale, l'ULSS 6 di Vicenza, dove non nascondiamo che ci sono delle difficoltà evidenti di relazioni proprio, cioè manca l'aspetto principale delle relazioni sindacali, cioè la relazione, cosa che in 13 anni di sindacato non era mai successa. Ci viene da pensare che forse non avere un titolare fisso delle relazioni sindacali che si occupi del personale possa essere una carenza che in un'azienda di 3.600 dipendenti vada colmata, perché attualmente chi copre quell'incarico ha altri incarichi e probabilmente non è in grado in questo momento di sostenere il peso sia dell'incarico amministrativo che delle relazioni sindacali. Questo si riverbera in una difficoltà a giungere a una sintesi negli accordi, che è sotto gli occhi di tutti. Stiamo discutendo da un anno per risorse regionali aggiuntive, quando nelle precedenti amministrazioni in un anno si facevano 5 accordi. Qui non siamo ancora riusciti a concluderne uno, quindi le difficoltà sono evidenti. Manca, secondo noi, un aspetto fondamentale delle relazioni sindacali in questo momento all'interno dell'ULSS 6. Penso che la direzione generale debba prendere una decisione in questo senso e di affidare l'incarico a
a una persona che abbia la disponibilità a svolgerlo a tempo pieno, perché non si può arrivare al tavolo con 6 proposte diverse nel giro di 8 mesi e non arrivare alla sintesi. Questo è una dilazione dei rapporti sindacali e delle trattative che non è né fruttuoso né per l'azienda né per il sindacato. È casuale o è voluta questa situazione? Secondo il mio punto di vista manca la persona di riferimento, non c'è il tempo materiale per dedicare il giusto impegno alle relazioni sindacali. Sì, ma è casuale o voluta questa cosa? È voluta nella misura in cui non ci metti una persona, quindi non è un caso che le relazioni siano così dilatate e così prive di sintesi. E questo non può essere una casualità, nel senso che o il sistema di prima non andava bene, ma allora non si capisce come mai si arrivava alla sintesi anche 5 volte su un anno, voglio dire, mentre qui con 6 accordi messi sul tavolo non si è mai arrivati alla sintesi. Quindi è una problematica che va affrontata, cioè un'azienda di 3.600 dipendenti non può avere un capo del personale saltuario, lo deve avere fisso e deve essere disposto ad occupare del tempo per le relazioni con chi rappresenta i lavoratori, perché poi le incomprensioni e la mancanza di accordi è figlia della scarsa preparazione propedeutica a questo, e quindi non può essere che sia un caso. È una scelta anche strategico-economica, però... Di dilatare i tempi, magari. Di dilatare i tempi. No, è strategica economica non avere il titolare fisso, nel senso che con un titolare si coprono 2 incarichi, ma insomma le difficoltà sono evidenti a tutti oggi. Come non c'è una volontà da parte, almeno da me percepita, dell'amministrazione di voler dilatare i tempi per non sottoscrivere l'accordo. C'è proprio una difficoltà ad arrivare a una sintesi per un accordo, la volontà, come tutti gli accordi, di costruire. Noi veniamo una storia di 13 anni di relazioni sindacali con l'azienda, dove, se non sbaglio, tutte le organizzazioni sindacali hanno sempre sottoscritto tutti, cioè la sintesi ha sempre portato al tavolo l'accordo, la firma di tutti quanti i componenti. Quindi nella diversità non abbiamo mai visto un accordo non firmato da tutti. Quindi nella diversità si è sempre trovata la quadra e la volontà di fare un percorso assieme. Ora, non so se ci sia ancora la volontà, da questo punto di vista, di fare un percorso tutti assieme, oppure di tralasciare parte dei compagni che fanno questo percorso. Questo non lo so io, bisogna chiederlo all'azienda. Guardo il dato di fatto, cioè che in quest'anno non si è voluto chiudere, o non si è stati capaci di chiudere un accordo che doveva essere già chiuso precedentemente, perché già eravamo lì per chiuderlo insieme con il dottor Alessandri a fine anno. Era l'accordo sulle risorse aggiuntive regionali del 2007-2008, quindi stiamo parlando di cose molto vecchie. Ecco, che poi ha avuto anche ulteriori strascichi per mancanza di volontà di pagamento anche di istituti contrattuali già normati da precedenti accordi, per cui insomma abbiamo chiesto come mai l'azienda non procede a pagamenti già concordati. Pagamento di cosa? Di arretrati? Delle straordinari e maggiorazioni dello straordinario. Maggiorazioni dello straordinario per il personale turnista, cioè il personale che va in turno in mancanza del pagamento, che di solito avviene solo per il pagamento diurno, viene quantificato quanto è stato fatto diurno, quanto è stato fatto notturno, quanto è stato fatto festivo. Ecco, quelle maggiorazioni dovute da contratto, c'era un accordo che diceva ogni 4 mesi dovevano essere pagate ogni 4 mesi. fai il sono 2 calcolo anni che non le di quella pagano. percentuale che è dovuta per lavoro notturno e festivo, quindi c'è questa difficoltà, ecco, sostanzialmente. Si possono dare dei numeri sul sindacato, visto che prima si parlava di 10% in più a livello nazionale, anche su livello provinciale, quanti iscritti? 1500. 1500. 499, ma saranno 1500. E in crescita quest'anno di quanto? E di un 5%.
5%, eravamo quest'anno, 1400 mi pare. 400, Sì. sì, 5% la crescita a livello locale. A livello provinciale. Provinciale, sì, provinciale. All'USI 6 abbiamo 700 iscritti. 700 iscritti, abbiamo mantenuto sostanzialmente. Siamo rimasti. Sì, sì, sì. È cresciuta di più, ecco, la provincia, sì. La seconda organizzazione qual è? La seconda organizzazione La CISD con la CISD. circa 400 iscritti. penso. E per quanto riguarda il problema che diceva prima di disoccupazione giovanile infermieristica, c'è anche a livello provinciale? È calcolabile, calcolata? C'è a livello provinciale. Cioè dico, un problema che Allora, c'è. diciamo, a livello provinciale io farei metterei tutto assieme parte della disoccupazione, cioè quei colleghi che si sono laureati infermieri e sono a casa perché non trovano lavoro, e li metterei assieme con quella parte dei colleghi che hanno un lavoro precario attraverso le cooperative nelle varie case di riposo, e li metterei assieme a quei colleghi che hanno il diploma di laurea di infermiere e fanno commessi, fanno padanti, perché questa è la realtà, cioè questi si devono inventare qualche altra occupazione, quindi precariato e disoccupazione, in qualche modo io Quanti saranno veramente? se io potessi stimare in base ai numeri, io penso che un 400 ci saranno nel territorio del Vicentino. Sì, sì. Disponibili. Disponibili. Guarda, noi ecco, riceviamo in sede qualche persona che ha di queste problematicità e che non so, anche problematicità, quelle più che sono più difficili anche poi da risolvere sono quelle con le cooperative, con i tempi determinati, e quindi Pure c'è una domanda molto alta per i corsi, per entrare nei corsi di laurea. sì, perché effettivamente c'è, allora, dal punto di vista della stampa è sempre uscita, e si guarda anche a livello nazionale, l'idea che vai a fare l'infermiere e trovi subito, ma così era fino a poco tempo fa. Il problema è che le recenti normative hanno costretto, ripeto, la sanità pubblica, la sanità privata a tagliare, la sanità pubblica a bloccare, a riorganizzare, a ridurre i posti letto, per cui il fabbisogno connesso a un aumento, a un blocco del pensionamento, sostanzialmente ha fatto sì che le strutture non assorbessero più tutti quelli che negli anni si sono formati. Adesso tenete conto che la nostra azienda non ha neanche una graduatoria. Noi abbiamo avuto l'ultima volta l'autorizzazione, se non sbaglio, dell'acquisizione di 20 più 2, 20 a tempo determinato, 2 a tempo indeterminato, ma non abbiamo una graduatoria. Ed è da tempo che noi chiediamo all'amministrazione di dire: guardate, partite con concorso per infermieri. Forse la carenza di un capo del personale, si vede anche questa cosa qua. Partite con noi, perché come acquisiamo questo personale? Dobbiamo andare a chiedere ad altre aziende la graduatoria, eccetera. Io capisco che c'è una difficoltà, perché se tu vai a Firenze, vedi Firenze per un concorso di uno ti trovi 7.000-9.000 persone, 12.000 ad Ancona, perché poi dipende dalle città, perché la Puglia viene su, quelle anche più facili, ma anche qui i nostri colleghi ti dicono: io aspetto il concorso a Gorizia, aspetto quello di Verona, questa è 7.000 per un posto a Firenze. Sì. Era ancora. Sono stati 12.000, ma c'è il video su YouTube, nel senso che bisogna organizzare palazzetto dello sport, eccetera. Sì, diventa un impegno importante. Diventa un impegno però, importante. Cioè, non puoi non portarlo avanti nella previsione che sia un impegno importante, lo porti avanti con l'impegno che serve. Al di là dei vostri iscritti, quant'è a livello provinciale più o meno una stima del personale infermieristico? Guarda, c'è il sito, lavorativo, no? c'è il sito dall'ordine, attivo, sono 5.000 infermieri in tutta la provincia. Attivi? Attivi non tutti, ma buona parte. privato e pubblico. Non è che ha intenzione di pagarsi l'ordine ancora. Secondo te, Andrea, quale sarebbe il fabbisogno reale oggi a Vicenza e nel Vicentino di noi infermieri per garantire il turnover? Per far fronte ai bisogni di qualità e di sicurezza, come tu dicevi? Dunque, cioè, per noi garantire il turnover sarebbe l'ideale, cioè noi non chiediamo un potenziamento, il potenziamento l'abbiamo chiesto semplicemente quando hanno aperto nuovi servizi. Per il resto
noi riteniamo che le dotazioni organiche, come sono impostate, vadano bene, cioè non so, Il problema è il mantenimento. il mantenimento. Allora, cosa succede? Succede che Volevo dire turnover dal punto di vista quantitativo, cioè quanti infermieri secondo te dovrebbero subentrare? no, Quando Allora, vanno in pensione, quanti... Dipende perché allora tu fai una graduatoria e dici 20 a tempo determinato. È chiaro, cioè è una variabile che cambia ogni anno perché la professione è prevalentemente femminile, è giovane, è relativamente giovane e dipende molto dalle maternità che si creano in questi contesti. I contesti in cui si creano le maternità sono i più disparati e i più diversi. A volte abbiamo concentrazioni in un unico settore, a volte abbiamo altri settori che non ne risentono. Allora è difficile fare una stima solo con i pensionamenti sono sempre meno, quindi la stima che si faceva una volta delle aziende di dire io ho in previsione il pensionamento di 10-15 infermieri e questo è il turnover che io ho, non è più così. Adesso abbiamo una previsione che è meno della metà di quelle degli anni precedenti rispetto ai pensionamenti per le riforme che sono venute avanti. E in più abbiamo sempre da calcolare una variabile che non è nota, che non è conosciuta, che è quella delle gravidanze e che incide in maniera importante sul fatto che tu non hai una graduatoria in essere, perché se hai la graduatoria hai una velocità nella sostituzione di questo personale. Se tu sei privo di graduatorie non sei in grado di affrontare l'imponderabile che viene avanti sicuramente ogni anno, ma che non è misurabile nella quantità. poi l'organizzazione è a fisarmonica, la nostra, no? Perché tutti voi lo sapete che in un momento di difficoltà voglio dire, di personale, perché poi il personale è anche quantificato in termini di ore di ferie arretrate, cioè ore di straordinario svolto e giorni di ferie arretrato. La nostra è un'organizzazione che fa un lavoro a fisarmonica, per dirvi. Durante l'estate tutti sapete che è stato chiuso un settore dell'ortopedia, che è stato chiuso un settore della medicina, che è stato chiuso un settore della geriatria, quindi l'organizzazione dell'ospedale è anche sensibile a questo, cioè nel momento in cui c'è meno richiesta, cioè tu si adatta alle esigenze. Tutte queste esigenze le abbiamo condivise con disagi o meno. Per questo voglio dire che il personale infermieristico viene disponibile. Io capisco il progetto concettuale che sta alla base della regione, ma lo è anche, posso dire, frequentando il ministero, in parte anche ministeriale. Cioè, lo dico, è un momento di difficoltà economica, non siamo disponibili a tirare fuori un euro in più. Per cui tutta la riorganizzazione la dobbiamo fare a disorisorse. Ora noi abbiamo una legge nazionale e un piano sanitario regionale che ci dicono in sostanza più territorio, meno ospedale. Ed è questa la filosofia. Ti dico, allora cosa fanno loro? Loro ti quantificano una dotazione organica tale da dichiarare un esubero nella struttura ospedaliera, ma non al fine di tagliare gli infermieri, ma al fine di dire lì ci sono 60 infermieri in più, li tiriamo via dall'ospedale, li mettiamo nel territorio, intercettiamo la domanda nel territorio e evitiamo che questi vadano in ospedale. Ora, il mio problema qual è? Se si fa. Sì, il problema di questo discorso concettuale qual è? È che se per ricavare quei 60 infermieri tu mi abbatti il tempo assistenziale nei reparti, vuol dire che a parità, perché poi a parità geriatria, io ho fatto la nota l'ultimo dell'anno, c'era il posto letto bis, vuol dire a parità di posto letto ti trovi meno personale, allora meno possibilità di garantire quei principi che ho detto prima, quindi qualità e sicurezza. E è ovvio che l'ideale sarebbe intercetta prima la domanda nel territorio e poi svuota l'ospedale. Questo implicherebbe temporaneamente potenziare il territorio, vedere che effettivamente, perché poi l'ospedale ormai è ospedale per adulti, cioè non c'è più quello che veniva dentro, si faceva le varici, stava una settimana e poi andava a casa. Forse in qualche realtà esterna, in qualche situazione può succedere questo, ma ormai i ritmi della sala operatoria, voi parlate dei casi che ci sono a seguito di interventi eccetera, ma sono ritmi da fabbrica, cioè noi ne operiamo, io lavoro in chirurgia plastica, 10-11 a mattina, poi ci sono le sedute pomeriggio, bisogna abbattere le liste d'attesa, cioè, voglio dire, e sono aspetti, momenti fondamentali, perché sbagli qualcosa
Lì è il principio della FAQ, devi compilare file di checklist per identificare la persona correttamente, per vedere se c'è la documentazione, eccetera. Perché effettivamente i tempi sono ristretti, devi garantire la massima qualità, massima sicurezza e quindi c'è poco da fare, ci vogliono le risorse umane adeguate. Il mio timore è questo. C'è una componente di libera professione? Di? Libera professione? Infermieri che fanno gli infermieri impropri, diciamo? Nel mercato del lavoro sì. Qui a Vicenza in particolare, nel Vicentino? Sì, c'è. Può essere uno sbocco per il lavoro oppure no? Allora, attualmente, a mio parere, per quello che ho potuto anche sentire in altre realtà qui del Triveneto, c'è il grosso problema della disoccupazione giovanile. Cioè, trovi sempre che la domanda è soddisfatta da uno che prende meno. Quindi chi ha fatto della libera professione, ha aperto uno studio associato, libero professionista, ha detto io mi pongo a disposizione del mercato, do la mia prestazione, a seguito della lenzuolata di Bersani e quindi dell'abolizione del tariffario minimo, che la tariffa minima non la decide più l'ordine professionale ma la decide il mercato, in una situazione di alta disoccupazione giovanile trovi sempre chi viene a meno e quindi stanno bruciando il mercato. C'è una componente di lavoro nero in questo campo? Oppure di doppio lavoro, dipendente pubblico e che fa anche il privato? Una componente delicato, però capire un pochettino per sommi capi, non per... Sì, nel Vicentino ritengo di no. Ritengo di no perché c'è proprio una incompatibilità dal punto di vista legislativo. No, perché il problema è spesso anche nel settore del lavoro in cui il cassa integrato piuttosto che il lavoratore fisso poi il pomeriggio o la sera integra con lavori... Sì, no, perché o lo fai in nero a tuo rischio e pericolo, quindi non è censito, o è censito, cioè io faccio una seconda attività e questo è completamente bloccato dalla norma. Non ha percezione di questo nella realtà, diciamo, perché no. È chiaro che è difficile saperlo, però... No, so che è successo in altre realtà, in provincia non ne sono a conoscenza. Dove è successo questo? C'è uno scotto duro da pagare perché oltre al rischio del licenziamento la norma impone la restituzione di tutto quello che c'è un'equipe presso l'Agenzia delle Entrate a Roma che sta sondando proprio tutto questo aspetto del pubblico impiego, del doppio lavoro. Sono dati che vengono incrociati a livello di codice fiscale, cioè se Andrea Bottega, dipendente dell'ULSS, va a fare il volontariato e prende dei soldi per la Croce Verde, Rossa, Gialla, quindi l'attività in ambulanza, ed è versato con il mio codice fiscale, viene evidenziato subito. La Guardia di Finanza trasmette all'azienda se Andrea Bottega aveva l'autorizzazione, la nostra azienda, per quello che io sappia, non dà autorizzazioni. Per cui un'ultima domanda, per un'ultima curiosità, c'è un grosso mercato in crescita delle badanti. Sì. L'infermiere può entrare in questo mercato, ha interesse a entrare oppure... No, l'infermiere è oltre la badante, nel senso che c'è scritto un libro che... No, ma dal punto di vista del lavoro parlavo anche, dal punto di vista della possibilità di impiego, oltre che della competenza chiaramente. Sì, allora il lavoro della badante è totalmente diverso dal lavoro dell'infermiere, perché richiede più un'assistenza di carattere base e ben oltre a quello che è un'attività di carattere professionale che è caratteristica dell'infermiere, cioè l'infermiere pianifica, organizza l'assistenza, la badante fa proprio tutt'altro, tant'è vero che un'indagine dell'ACLI, mi pare di un paio di anni fa, porta il titolo Badare non basta, ricostruendo proprio il fenomeno dei badanti, che sono circa 1 milione Infatti, di persone, quindi è una fetta molto importante, che io vedrei in qualche modo come in parte un'incapacità da parte dell'organizzazione Servizio Sanitario Nazionale di dare una risposta ai bisogni di salute degli utenti. Cioè oggi molto spesso la risposta a questi bisogni, anziché essere data dal sistema territoriale, e quindi qui
subentrerebbe l'infermiere di famiglia, cioè una figura di infermiere nel territorio che segua dal punto di vista proprio prettamente infermieristico il bisogno di assistenza e di salute dei cittadini, che anche quelli sono posti letto, cioè la persona malata grave che è a casa è un posto letto, soltanto che essere ubicato all'interno dell'ospedale è ubicato nel territorio e a mio parere deve avere lo stesso trattamento che ha nell'ospedale, ovviamente con i limiti della degenza, ma ormai voglio dire, se uno ha difficoltà respiratorie gli portano a casa la bombola di ossigeno, se uno non si muove gli portano a casa il letto antidecubito e i vari presidi. Bene, ci vuole anche la risorsa infermieristica o almeno la stessa qualità che ha nella struttura. Almeno questo dobbiamo garantire ai cittadini che vengono in qualche modo mandati a casa dalla struttura ospedaliera precocemente, perché lì costa, e molto spesso con chi col catetere vescicale, chi con altri presidi, chi col sondino per la nutrizione, e lì non serve la badante. Io questa è la mia domanda, anche potrebbe essere uno sbocco di lavoro con qualità e sicurezza magari. Sì, ma è chiaro che costa di più. È degradante dal punto di vista professionale, Sì. È come dire a un medico che non trova lavoro andresti a fare l'operatore sociosanitario, ti dice io ho studiato la mia professione, vorrei esercitare la mia professione. L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sul canale digitale 193 di Sport Television, 4 ore quotidiane di sport, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. 4 ore tutte sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Tutte col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più, sul canale 193.